Meglio tardi che mai, lo avrebbe detto sicuramente l'ex parlamentare Giuliano Godino, storico agente marittimo del porto di Chioggia, scomparso a gennaio di quest'anno. Lo avrebbe detto leggendo l'articolo pubblicato sul Gazzettino di oggi, titolo Fino al porto in mare con un tunnel, a firma di Elisio Trevisan. Infatti, nell'articolo si riporta di un progetto della norvegese Norconsult per la realizzazione di un porto offshore a Venezia, per navi mercantili e passeggeri, che verrebbe poi collegato alla terraferma con un tunnel sottomarino percorso da treni elettrici. Sempre nell'articolo si cita anche il presidente del porto di Venezia dal 2008 al 2017, Paolo Costa, che per primo aveva sostenuto l'ipotesi di un porto offshore, in considerazione del fatto che la tendenza mondiale è di costruire navi mercantili sempre più grandi e che la laguna di Venezia, a causa delle paratoie del Mose, a seconda delle maree eccezionali tra virgolette, visto che ormai non sono più eccezionali, non permette l'accesso al porto di Venezia. Tutte criticità anticipate da decenni. Ed è proprio qui che citiamo il compianto Giuliano Godino. Un porto offshore non ha senso per la rottura di carico. Tradotto, il costo del trasferimento delle merci dal porto offshore alla terraferma tramite naviglio più piccolo comporterebbe costi tali da mettere da subito fuori mercato qualsiasi porto offshore. Quindi finalmente si è capito che serve un collegamento diretto con la terraferma e quindi ben venga un progetto relativamente futuristico, considerato che l'Eurotunnel che collega il Regno Unito con il continente è lungo 50 km ed è stato realizzato 30 anni fa. Domanda forse campanilistica: ma perché tale opera dovrebbe essere realizzata a Venezia? Punto di domanda. Ricordiamo che per un eventuale porto offshore una collocazione nelle vicinanze di Chioggia godrebbe di un maggior fondale e quindi la possibilità di attracco per navi più grandi. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.